Allora, qualcuno insomma si ricorda la tipica frase allegria di Mai Buongiorno, qualche altro si ricorderà la tipica frase colpo di scena di Giovanni Scrizzi, anche lui insomma. Eh sì, perché è stato un colpo di scena, dottor Liberti, ieri. Noi andiamo a dormire con il cuore oramai ricolmo di gioia, perché quantomeno a Portogruaro arriveranno, no, al bilancio, poi lo facevano cadere comunque. Eleggono il presidente anziano, cioè il consigliere anziano, cioè il più votato, non che ha 80 anni o 90, è una terminologia errata, il più anziano, ma è quello più votato, no? Uno può avere 20 anni, è il più votato ed è il consigliere anziano. Pensa che bisognerebbe cambiare anche i termini in talune situazioni. Allora dicono, hanno eletto il presidente, Bertoncello, cavolo, quantomeno non mangerà il panettone, ma l'antipanettone sì. Poi, nel cuore della notte, mentre sogno cose insomma oramai impossibili, dottor Liberti non faccia lo spiritoso, i telespettatori possono commentare da soli, cose impossibili, non lo so, vengo raggiunto da una telefonata in piena notte da Rosario Padovano, il quale mi comunica che alle ore 22, chi vuol può giocare all'otto il numero, si sono dimessi tutti gli 11 consiglieri del PDL e dunque arriva il commissario. Non ho più dormito e ovviamente voglio avere delucidazioni da Antonio Bertoncello, il sindaco più votato a Portogruaro, esponente del PD, ma con una maggioranza che non aveva. Però lo vedo rasserenato un attimino, pensavo insomma, questa mattina ho tentato di raggiungere telefonicamente l'amico Antonio Bertoncello, aveva chiuso il telefono, ho detto ai, se n'è partito, però ora lo vedo sorridente, vuol dire che A può ricandidarsi, perché comunque può ricandidarsi, B a questo punto potrà far valere magari il fatto che se Portogruaro non cresce non è colpa sua. Prego. Direttore. Prego. No, io voglio dire, non solo sono sereno per quello che credo di aver dato in tutti questi anni a Portogruaro, sono amareggiato per la conclusione che si è arrivati, per il semplice fatto che Portogruaro non è un comune qualsiasi, è un comune centro di mandamento che deve comunque fare i conti con il mandamento di San Donà, deve fare i conti con la provincia, la regione, e le scadenze di questi giorni sono elevatissime e mi sono trovato di fronte, dopo vari tentennamenti, a un gruppo consigliare che senza coraggio e senza idee è scappato. Sostanzialmente, dopo mesi di contraddizioni, si sono dimessi. Quello che è grave, a mio modo di vedere, è che hanno chiesto il voto agli elettori e poi cosa hanno fatto? Hanno voltato la schiena alla città. E l'argomento all'ordine del giorno era quello di trovare una soluzione su poche cose da fare fino a dicembre e andare a votare il 22 di marzo. Non era di creare un'alleanza strana di sedie. Bertoncello, mi perdoni, ma hanno girato la schiena alla città o a lei? No, guardi, a me non... Perché comunque si era parlato anche di questo ingresso in giunta da parte di alcuni esponenti del centro-destra, c'era stata una diatriba sui numeri. Voi mi conoscete, io sono un uomo qualunque che ha messo a disposizione il suo tempo alla città, quindi a me non voltano le spalle. Io credo che un cittadino non hanno neanche tentato, voglio dire, solo tentato, di rispondere ai cittadini che li hanno votati e che le hanno dato la maggioranza, perché guardate che dobbiamo fare i conti con la democrazia. La democrazia a Portogruaro ha dato sicuramente una maggioranza, seppur risicata, al centrodestra, hanno dato al sindaco Bertoncello il 52-45%, quindi il centrodestra ha vinto. Angelo Mi Tavolo, aprite l'audio? Bertoncello, mi scusi, perché altrimenti però bisogna anche essere coerenti. Certamente. Se io vengo eletto, mi scusi, con un mio programma e il mio programma è diverso dal suo, non può pretendere che io appoggi lei. Assolutamente. Quindi, secondo il mio punto di vista, avrebbero dovuto dimettersi già da mo' e non tirare avanti questa tragicommedia fino ad oggi, perché a un certo punto, allora che elezioni sono? Diciamo che la legge è sbagliata. Chiaro. La legge fa schifo, diciamo che la legge fa schifo, perché a questo punto Portogruaro si è trovato il sindaco
con la maggioranza dei voti, ma con un'opposizione che lo superava come presenza in Consiglio, e lei sa meglio di me che in democrazia vince chi ha il numero maggiore. Sì, lei ha perfettamente ragione, i programmi sono distinti, però lo sforzo che stavamo cercando di fare per non avere il commissario, mica per altro e non per le sedie, per il potere, era quella di trovare nei rispettivi programmi 2-3 punti comuni per evitare di rendere questa amministrazione di 4 mesi di amministrazione di Portogruaro tecnica e non politica. È la politica che fa le scelte, i commissari fanno la parte tecnica, burocratica, quella d'ordine, non sicuramente fanno delle scelte. Se ci sono 100.000 euro da spendere è la politica che deve dire se deve fare una cosa piuttosto che un'altra, non un commissario. Comunque è andata così, io sono molto sereno. Sono stato votato col 52-45%, sono stato eletto sindaco, ho cercato di rispondere ai miei cittadini fino in fondo, sono sempre a disposizione e adesso sarò ancora più vicino, nel senso che il mio tempo lo dedicherò a continuare a fare politica, a lavorare per costruire una nuova amministrazione, cercando di essere vicino ai problemi dei cittadini. Di più non posso fare, sono veramente, voglio dire, sereno sotto questo punto di vista. Io non sono scappato. Certo, su questo non c'è dubbio. Lei si ricandida? Allora, io non ho dato le dimissioni perché volevo e voglio avere l'opportunità di ricandidarmi. La scelta ovviamente, e non è perché voglio sfuggire alla sua domanda, la scelta ovviamente deve essere decisa dalla coalizione. Noi abbiamo una coalizione di 4-5 partiti, adesso faremo le riunioni e comunque partiremo subito, insomma, quindi la volontà di andare a riconfermare la coalizione di centro-sinistra a Portogruaro non c'è dubbio che c'è. Con che uomo mettiamo in campo, se sono io od altri, io credo che a breve lo sapremo e che comunque bisogna avere rispetto delle forze politiche. Senta, una domanda poi lo lascio, scusami Rosario ma ho fatto un attimo... Prego, l'argomento del giorno d'altronde. Sì. Per cui... Ma lei che mozione appoggia a livello del PD? Franceschini o Bersani? Così? Bersani. Ah, vero che quindi, ovvio, se ha avuto, quanto ha avuto lei? 50? 2,45. Persona capace dunque sa già individuare chi. Grazie Antonio Bertoncello, prossimo candidato a sindaco del comune di Portogruaro. Perché... Beh, ormai è ufficiale. Ma certo. Sì. Chi è che trova? Direttore, lei ci prova sempre però, No, dica la verità. Chi le disse che lei era candidato? Lei. E lei non lo sapeva nemmeno. È vero o no? Lei. Ecco, io dico che lei sarà il candidato, anche perché non ce ne sono altri. Grazie Antonio. No, non ce ne sono altri all'altezza di Berto. Allora, io dico sempre, può piacere o non può piacere. Io purtroppo sono trasversale. Se un sindaco di centro-sinistra fa bene per la sua città, perché non dire che fa bene? Se un sindaco di centro-destra fa bene per la sua città, perché non dire che fa bene? Cioè, non è che perché uno ha un'appartenenza deve per forza di cose censurare. Io non sono fatto così. Per me Bertoncello, insomma, ha operato bene, è stato eletto, ma la legge, diciamo, lo ha bocciato, tra virgolette, la legge, non il popolo. Vi va bene così? Grazie. Meno male. Il candidato invece, grazie a Bertoncello, alla segreteria del PD